ampia tutto, insomma, ci stanno i ritratti, ci stanno pure qualche macchina, qualche moto, qualcosa che proprio dove io vado a ripescare, perché ovviamente sono oggetti che fanno parte, che si riscontrano nel mio lavoro. Dei pezzi meccanici, insomma di tutto, no? Ci può essere anche un divano, cioè è tutta l'idea, no? di interagire, rapportarsi con tutte quelle che è la realtà visuale delle cose, dei miei ricordi, no? Di tutto quello che è. Questa, per dirla agli anni 70, è una mostra di rottura, una mostra non statica, una mostra dinamica, perché come dire, intersecata con oggetti, diciamo, vintage, oggetti che hanno un loro fascino, una loro aurea fascinosa. Abbiamo preso, insomma, questi locali e con Ninni, insomma, ho avuto l'idea proprio di creare, di fare interagire innanzitutto le mie opere con lo spazio, ma anche con altri oggetti, insomma situazioni che possono creare un po' anche il mio concetto di quello che penso io anche dell'arte totale, no? Dell'arte che interagisce, per cui insomma chissà perché inavvertitamente o non lo so, un'illuminazione particolare quando si è presentato questo progetto 6-7 mesi addietro, io già l'avevo chiamato contrazioni e interazioni. Dove incastro si vanno a incrociare un po' i miei ricordi, le mie idee sul lavoro, no? Uno studio in sospensione, in divenire, no? Tutto che anche una scelta voluta che ho condiviso con Ninni, c'è l'idea proprio di non creare per una mostra settica, museale. L'idea è completamente diversa, qua siamo in un'officina disastrata, muri storti, muri già dipinti. Quasi direi è proprio un'installazione, no? Una mostra installativa, cioè un'installazione vera e propria.